Assessore, quali sono i punti qualificanti del programma Scuole Digitali FVG? Innanzitutto l'informazione, il fatto che vi sia un'informazione chiara e trasparente di quello che la Regione, le scuole della Regione stanno facendo per quanto riguarda la digitalizzazione del programma Scuola Digitale. E poi la possibilità di accedere a tutta una serie di informazioni che riguardano la didattica, che riguardano i programmi e credo che sia questo l'elemento importante, cioè il fatto che quelle che sono le buone pratiche che già esistono nella Regione Friuli Venezia Giulia possano essere messe in relazione con altre scuole e quindi si possa crescere in questa direzione, cioè nel fatto di aumentare le relazioni e mettere a sistema le buone pratiche. Come verranno condivise le buone pratiche digitali? E innanzitutto abbiamo un programma finanziato che vede una scuola capofila e che quindi coordina tutti quelli che sono gli elementi. La condivisione va attraverso un tavolo che ci vede tutti coinvolti e che quindi prevede anche una condivisione tra persone, che è sempre molto importante. Poi attraverso appunto il portale noi credo che riusciremo a arrivare a tutte le scuole, anche quelle che fino a questo momento non hanno partecipato alle iniziative. Dal punto di vista dell'impegno finanziario, a quanto ammonta l'investimento della Regione per appunto il programma Scuole Digitali? Se non ricordo male erano 400.000 euro le risorse che avevamo individuato per questo percorso. Va da sé che siamo anche molto attenti attraverso questa rete a intervenire per quanto riguarda bandi e programmi anche a livello europeo in maniera tale da poter rafforzare quelle che sono le risorse a disposizione. Pensiamo all'educazione digitale per gli studenti, ma quanto ritardo c'è nel corpo docente in Regione rispetto all'utilizzo delle nuove tecnologie? Devo dire che la nostra è una regione attiva, è una regione in cui questi elementi sono già stati presi in considerazione. Ovviamente la situazione è variegata e frammentata e quindi attraverso il portale noi contiamo di offrire anche a chi fino a questo momento non aveva affrontato direttamente questi temi la possibilità di farlo. Quali sono le buone pratiche che voi mettete in rete? Il catalogo è molto ampio, propone pratiche che possono essere sviluppate dai 3 anni, dalla scuola dell'infanzia fino ai 19, scuola secondaria di secondo grado. Sono pratiche che desiderano portare le metodologie innovative nella scuola, soprattutto raggiungendo quelle scuole che per varie ragioni non hanno ancora persone o occasione per poterle sperimentare. Pratiche diverse, si va dalla innovazione della disciplina, non so, fisica piuttosto che storia o geografia, a un utilizzo consapevole e ben preciso delle nuove tecnologie. Il pensiero computazionale, ad esempio, è una delle pratiche a cui teniamo particolarmente perché vuol dire insegnare ai bambini a ragionare attraverso strategie opportune e risolvere problemi, quindi impostare la crescita dei bambini attraverso queste competenze di base è sicuramente un'operazione interessante e ben fatta dal punto di vista pedagogico-didattico. Molto interessante anche lo storytelling, cioè la narrazione delle esperienze, quando i bambini rivedono le proprie esperienze oppure cambiano un testo, un libro, un testo cartaceo in una narrazione utilizzando le tecnologie, ragionano attraverso un pensiero analogico che permette loro ulteriormente una crescita in questo senso. Per fare educazione digitale naturalmente un istituto deve avere banda larga e deve avere strumentazione adeguata. Sì, strumentazioni ne abbiamo, non come vorremmo, comunque abbiamo nel tempo avuto occasione sia con i finanziamenti europei, con i finanziamenti della Regione e con altre opportunità di arricchire le nostre dotazioni. La banda larga, la fibra è un importante elemento sulla quale so la Regione sta lavorando, ma che ancora non raggiunge tutte le scuole. Ci sono scuole piccole che hanno forse qualche problema in più, qualche difficoltà in più. Confidiamo in un intervento, così come ci è stato promesso, della Regione in questo senso.